Buongiorno e ben ritrovati. Focus TG anche oggi per raccontarvi il territorio. Allora c'è la cronaca in primo piano, tante le cose di cui tratteremo, torneremo evidentemente a parlare anche della strage del bus di Mestre, ma da Mestre partiamo per un'altra vicenda ed è un altro episodio di degrado, ma in questo caso anche di violenza e davvero, passateci il termine, di follia, un'aggressione avvenuta 2 notti fa nelle vicinanze di un condominio e una persona aggredita che per sfuggire alla violenza di calci e pugni e quant'altro sfonda la porta d'ingresso di un condominio e sale le scale creando il panico tra i condomini cercando aiuto. Ne hanno parlato questa mattina gli stessi residenti di questo condominio, di questa zona, tra i quali anche un volto molto noto a Mestre, per denunciare quanto accaduto. Ha seguito questa vicenda per noi poco fa Filippo Fois, allora sentiamo cosa ha raccolto. L'altra notte è stata una notte di follia in Corso del Popolo a Mestre. Attorno alle 4:30 2 persone che hanno iniziato una rissa l'hanno poi, per così dire, conclusa dentro un condominio dove è stata sfondata la porta, un condominio molto abitato che naturalmente si sono svegliati tutti i residenti. Tra i residenti c'è anche Carlo Dal Paos. Che cos'è successo l'altra notte? Come hai detto tu, qui hanno iniziato a picchiarsi qui fuori, uno dei due evidentemente le ha prese e per chiedere aiuto, per rifugiarsi, salvarsi in qualche modo, ha pensato bene con un calcio di sfondare la porta del condominio e ha iniziato a salire bussando a tutte le porte, chiedendo aiuto e imbrattando tutto di sangue. Dopo qualche minuto nessuno li ha aperto, naturalmente i condomini erano tutti terrorizzati, questi sono scappati, si sono volatilizzati, credo che dopo siano stati intercettati da una volante. Hai avuto modo di vederli? Io ho visto dall'alto l'inizio della rissa perché io abito in un piano alto e poi non ho visto il resto, ma i miei condomini, ahimè, hanno assistito dallo spioncino a questa scena. Lei ha detto noi avremmo potuto rimanere in silenzio, riparare la porta e chiuderla qua, invece no. Sì, no, ci tenevo a dire che non c'è il morto, non c'è stato il morto, non si è fatto male nessuno, purtroppo, per fortuna, per le cronache, però credo sia giusto mettere in luce questi fatti qua, perché se stiamo zitti, ci puliamo le scale, cambiamo il portoncino, non succederà mai niente e quindi non si deve scappare il morto, non si deve fare per forza male qualcuno affinché si mettano in luce questi fatti. Noi abbiamo qui un altro condomino al quale volevo chiedere se si tratta di un evento isolato oppure se la situazione sia effettivamente ancora difficile in Corso del Popolo. Ma la situazione è abbastanza difficile in Corso del Popolo perché frequentemente nelle aree qui intorno la sera soprattutto si ritrovano persone che passano il tempo a oziare sulle panche, condividono alcolici, bevono, producono rumori di vario genere, schiamazzi e spesso la sera sono alterati e questo è l'esito di una situazione di questo tipo, per cui litigano. Mi è capitato da non molto tempo che scendendo dall'auto una persona mi si sia infilata in auto chiedendo di essere portata in stazione. Quindi, l'altra notte lei è stato buttato giù dal letto. Esattamente. Cosa sentiva? Rumori, semplicemente rumori. Io abito un piano più alto, quindi al mio piano non sono arrivati, ma al secondo, terzo piano sono arrivati. Io stesso al mattino, scendendo per puro caso, ho visto le tracce del passaggio di questa persona. Come ci si sente adesso dopo questa nottata? Ci si sente vulnerabili oggettivamente, perché quando uno decide di aprire la porta del proprio appartamento sul proprio pianerottolo pensa di essere ancora a casa propria nel condominio, ma di fatto è chiaro che non è più così. Non è la prima volta nel nostro condominio, in realtà qui in Corso del Popolo, che qualcuno entra durante la notte e rimane al piano ammezzato dove non passa nessuno perché l'ascensore non si ferma, ed è capitato in diverse occasioni di avere ospiti non residenti di questo tipo. Grazie. Spesso le cronache a Mestre sono riempite da eventi che si svolgono a Via Piave, però è bene ricordare che purtroppo la situazione rimane difficile anche in una strada come Corso del Popolo.
che fino oramai a diversi anni fa era uno dei salotti buoni della città di Mestre. Così il nostro Filippo Fois ha raccolto dunque la rabbia e lo sconcerto dei residenti. Avete visto anche Carlo Dal Paus del duo Carlo e Giorgio a testimoniare. In questo caso c'è poco da ridere davvero in quello che è successo due notti fa in Corso del Popolo a Mestre. Violenza dunque in città e fra poco vi parleremo invece di altri due episodi invece di violenza fra giovanissimi. A Castelfranco una zuffa tra ragazzini minorenni davanti alla stazione, non è il primo caso di questo tipo in città, e poi un video shock di alcune ragazzine a Pieve di Soligo che si sono picchiate proprio nelle vicinanze della caserma dei Carabinieri, pare per futili motivi, forse per un video postato da una delle tre persone sui social. Prima però torniamo a parlare della strage del bus di Mestre, quindi restiamo su Mestre con la data dei funerali che è stata fissata di Alberto Rizzotto, l'autista trevigiano di Vazzola, mentre gli avvocati, il legale dell'azienda di trasporto di Mestre dice non c'è nessuna evidenza per ora di un guasto al bus. Di questo si è parlato anche in queste ore con le indiscrezioni di un'autopsia che riporterebbe come Alberto Rizzotto non abbia avuto un malore, anche se però ci sono ulteriori accertamenti da fare. Intanto l'unica cosa certa in questo momento è che alle 15:30 di martedì a Tezze di Vazzola ci saranno i funerali di Rizzotto. Speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Una persona squisita, amico di tutti, buono, sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli. A ufficiarla con altri concelebranti il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto, sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il quarantenne viveva, i genitori Luigi e Maria Adele restano chiusi nel loro dolore. Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxi perizia su Garrail e strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni nelle scorse ore di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origini ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque: verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo, tutto là. Ancora gli incidenti, restano gravi le condizioni dell'automobilista ferito nello schianto ad Abano Terme ieri pomeriggio. È ancora in gravi condizioni un 59enne di Abano Terme, rimasto coinvolto in un tremendo incidente lungo la direttissima verso il comune termale. L'impatto frontale tra due furgoni, un botto tremendo. Il conducente del furgoncino più piccolo ha improvvisamente invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion per il trasporto di bevande. Il 59enne era alla guida del mezzo che ha improvvisamente sbandato. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato l'uomo in ospedale in gravissime condizioni. Il suo furgone si è fermato dopo un centinaio di metri. Impressionante la foto in cui si vede la parte del furgone squarciata. Per tutto il pomeriggio si sono formate lunghe code lungo la bretella che collega Curva Boston alla direttissima per Abano. Il tratto stradale è stato riaperto in tarda serata. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada. E poi un incidente stradale, ci spostiamo nel Vicentino. Ieri sera 3 vetture coinvolte, feriti una donna e 2 uomini.
Il bilancio è di 3 feriti del pauroso incidente avvenuto ieri sera lungo la Riviera Berica in città, poco prima di Campedello. 3 le vetture coinvolte che sono carambolate sulla strada provinciale 247 verso le 19:30. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari del personale del SUEM prontamente intervenuti. I feriti sono una donna e 2 uomini che sono stati trasportati in seguito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti di polizia locale che sono intervenuti per i rilievi. E poi la sicurezza stradale passa attraverso anche i controlli degli autovelox. Come sappiamo però ci sono i velox della discordia a Cadoneghe, velox che hanno portato tantissimi multati a chiedere che vengano cancellate le multe da una mappa che riguarda davvero tutto il Veneto. Vengono da 30 comuni diversi i multati di Cadoneghe. Si sono contati in una chat di WhatsApp che fa da coordinamento per informazioni e manifestazioni, per cercare di capire la loro provenienza. Se per la maggior parte sono della provincia di Padova, tra di loro ci sono anche trevigiani di Morgano e Castelfranco Veneto e vicentini di Arzignano, Sovizzo, Torri di Quartesolo e Trissino. C'è addirittura un multato di Milazzo in provincia di Messina, un fenomeno che travalica quindi i confini regionali. Tuttavia la problematica esiste, nessuno la può negare e siamo entrati in questo vortice e speriamo di uscirne il più presto possibile e uscirne bene, perché siamo convinti di quello che si dice, quello che noi manifestiamo, quello che esponiamo è che queste multe devono essere archiviate, annullate. Un numero destinato a crescere quello dei multati, dato che in questi giorni sono ripresi gli invii dei verbali che potrebbero arrivare fino alla fine a un totale impressionante di 90.000 se fossero confermate le proiezioni fotografate dall'associazione Miglior Tutela Autovelox, che sulla base delle multe che sta impugnando in questi giorni ha realizzato questo grafico che evidenzia come solo nel primo giorno di esercizio, il 23 giugno, i Velox abbiano elevato 7.662 multe, arrivando il 18 luglio, dopo 26 giorni di esercizio, a 41.174. Abbiamo aperto parlando della violenza in corso del Popolo a Mestre, torniamo a parlare di violenza ma questa volta tra giovanissimi, davvero giovanissimi, a partire da un video che vi mostriamo che sta girando un po' in rete di ragazzine. Lo facciamo vedere, lo facciamo sentire tutto. Aspettate un attimo, aspetto la regia, chiedo a Francesco Ceron e a il nostro Renato Capoia. Stavo solo introducendo. Allora, 3 ragazzine intorno ai 13 anni che litigano, a quanto pare, per una foto postata, un'immagine postata da uno dei 3 sui social, quindi futili, davvero motivi legati sempre ai social. Ne nasce una zuffa con una ragazzina che viene picchiata ed ha dovuto sottoporsi anche alle cure mediche per un sospetto trauma cranico. Il tutto questo in pieno giorno, davanti peraltro alla caserma dei Carabinieri. È successo giovedì pomeriggio a Pieve di Soligo. Vediamo questo video che sta girando. Questo è il video davvero scioccante. Queste ragazzine, una ragazzina che viene presa per i capelli e poi colpita anche con dei pugni. Stanno indagando ovviamente i carabinieri su quanto accaduto. E poi questa mattina invece alta tensione davanti alla stazione delle Corriere di Castelfranco, una città non nuova in quest'ultimo periodo a situazioni di alta tensione. Ci racconta quanto accaduto Lina Paronetto in collegamento in diretta con Alberto Pivetta. Buongiorno Lina.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui a Castelfranco con Mirko Casteller, psicologo che conosciamo già per diverse apparizioni nelle nostre trasmissioni, che è qui in veste di testimone in realtà, non tanto di questo episodio in stazione delle Corriere che citavi, ma di un'altra aggressione in strada ancora, di cui appunto è stato spettatore questa mattina. Per quanto riguarda quello a cui accennavi tu, via Podgora, zona della stazione delle autocorriere, questa mattina a Castelfranco, un 10-12 ragazzi che si sono radunati, 2-3 in particolare, che si sono presi a spinte, a insulti. Prima che la situazione degenerasse sono intervenuti i carabinieri con un paio di pattuglie, hanno identificato questi ragazzi tra i 14 e i 19 anni e per alcuni di loro potrebbe scattare un provvedimento amministrativo, un DASPO urbano in particolare, per evitare che facciano ritorno in quella zona. Anche in quel caso scena sotto gli occhi di tutti, come è accaduto in Borgo Montegrappa questa mattina, vero Mirko, proprio sotto gli occhi suoi, della sua famiglia, ma di tutti i residenti che abitano lì, 8:30 del mattino, quindi un orario per nulla strano, per nulla insomma, portato a questo genere di episodi, all'altezza della rotonda. Cosa è successo? Si è visto due persone, uno a dorso nudo al centro della strada, proprio nella linea di mezzeria, un altro che hanno iniziato ad avere uno scontro verbale fino ad arrivare alle mani. Prima che arrivassero le forze dell'ordine, che devo dire sono arrivate prontamente, abbiamo visto arrivare i vigili del fuoco, ma abbiamo anche visto un'aggressività importante. Sembrava di vedere una scena da Far West, cioè questi al centro della strada, la gente che giustamente prende le distanze anche per non essere coinvolto, con figli e persone vicino, e abbiamo visto una situazione che sinceramente io a Castelfranco non mai avrei immaginato si potesse vedere. Queste cose le ho studiate, le ho viste in pratica clinica con molti pazienti, ma vederle dal vero, la prima sensazione che ho avuto è stata di paura. Paura perché due persone incontrollate al centro della strada, e ripeto ancora una volta, mi sono sentito sicuro solo quando ho visto arrivare i carabinieri, che sono intervenuti in modo eccellente, contenendo quello che è stata un'aggressione libera, indifferente, senza nessun controllo. Questa è stata la sensazione che si è avuto immediatamente. A casa mia, cioè nel senso non a casa degli altri, sotto casa, a casa nostra, e tutti noi eravamo sbalorditi nell'osservare scene di questo genere che sinceramente avevamo visto forse solo nei film e non nella realtà. Sì, tra l'altro, come citavi Nicola, a Castelfranco c'è stata una lite tra ventenni che poteva finire male a colpi di San Pietrino una decina di giorni fa. In settimana abbiamo dato conto di un altro episodio, e lì c'era un'arma vera e propria, un macete che è stato tirato fuori al culmine di un litigio. Ora si registrano questi altri due episodi. Tra l'altro, Casteller, impossibile intervenire anche se si vede una persona massacrata per strada, voglio dire. Ma il rischio è che se tu intervieni, prima non sai come ti devi difendere, seconda cosa probabilmente anche inopportuno intervenire, meglio aspettare le forze dell'ordine, e quindi ci si sente impotenti, indifesi. Si osserva questa scena, io stamattina ho osservato da vicino questa scena, ma mi rendo conto che non si poteva far nulla fisicamente, anche volendo intervenire per dividere, perché il rischio è di avere dei problemi in prima persona, di essere aggrediti personalmente. Stupisce che sta crescendo in modo esponenziale qualsiasi forma di aggressione, ma soprattutto trasversale in qualsiasi generazione. Questi qui avranno avuto quasi 30 anni, e voi immaginate dividere due persone che si picchiano al centro della strada, di cui uno a dorso nudo a 30 anni, cioè non è il 15enne, il 16enne che può avere questa forma di pulsione e aggressività controllabile da un flusso. Questi sanno picchiare, sanno difendersi, e per fortuna, ripeto, sono arrivati i carabinieri in modo eccellente e con giusta mediazione, devo dire, sono riusciti a dividerli e a controllarli. Quindi la paura è stata importante. Ripeto, raccontarlo in pratica clinica con i miei pazienti è una cosa, vederlo a 3 metri, 4 metri dai propri figli, una situazione ben diversa. Senta, qui da psicologo l'ho fatto vedere il video che abbiamo messo in onda poco fa da Pieve di Soligo, ma poi abbiamo parlato di questo gruppo che si è affrontato di fatto in stazione delle Corriere. Qui si parla di ragazzi, ragazzini.
Sì, io ho visto il video, lì sembra che ci siano degli scontri latenti tra le persone che erano lì, i ragazzini, però quello che stupisce è l'aggressività imponente espressa da figure femminili. Cioè noi pensiamo che l'aggressività sia maschile, stereotipata in termini proiettivi sociali. Lì ci sono due bambine che si aggrediscono, si prendono per i capelli, iniziano a darsi le botte, cioè si menano, vicino a un luogo in cui l'istituzione controlla, quindi è un luogo di controllo, quindi una caserma dei carabinieri, in barba a qualsiasi regola, in barba a qualsiasi rispetto reciproco che ci sia. Quindi qui c'è una pulsione aggressiva importante, latente, e in ogni dove, in ogni momento potrebbe esplodere. Non invidio, lo devo dire con la massima trasparenza, il ruolo delle forze dell'ordine in questo periodo. Lei stessa ha citato 3 interventi in contemporanea, 2 più un altro in contemporanea. Quelle sono le forze dell'ordine, quello è la loro potenzialità, e per quello che ho visto io hanno fatto un eccellente lavoro. Però se si creano ormai, come vediamo, 5-6 casi contemporaneamente, che cosa succede? Il cittadino si deve difendere da solo, perché attenzione, il rischio è proprio questo. Il rischio è che se io sento minacciata la mia famiglia e non ho la fortuna di avere la presenza dei carabinieri come è stato stamattina, che cosa faccio? Io chiedo, che cosa faccio? Cioè, la mia domanda è: se ho paura, che cosa fa? L'essere umano si difende in modo naturale, è istintivo. Nel momento in cui tu ti senti minacciato, la reazione è difenderti. Poi ci può essere un eccesso di difesa, ma quasi sempre lo valutano successivamente l'eccesso di difesa. Io stamattina quello che ho visto è stata la fortuna di vedere arrivare i carabinieri sotto casa, a casa mia. Certo, dopodiché sono episodi slegati dalla criminalità comune, quindi si aggiungono come aggravio di lavoro. Sono improvvisi, non sono controllabili, è in più di quello che già stanno facendo in modo eccellente. E ripeto, chiunque può vivere una situazione come quella che io ho vissuto, e la mia famiglia, insomma, i miei figli soprattutto hanno vissuto stamattina. È stato difficile, non è stato facile, la paura c'era, si è vista. Ci credo, grazie per la sua testimonianza, Mirko. Grazie a Mirko Casteller, grazie a Alberto Pivetta. Nicola, noi qui da Castelfranco ti restituiamo la linea. Grazie soprattutto a Mirko Casteller. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale, con il nostro Focus TG. Secondo i giudici diffamò l'ex pilota di mira Giulia Schiff, lo ricorderete il caso Schiff. Per questo il generale dell'aeronautica Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Esercito, è stato condannato a pagare 700 euro di multa. Le frasi incriminate furono pronunciate in 2 trasmissioni televisive. Una di queste è la puntata di Ring del 12 aprile 2021 che state vedendo, nella quale Tricarico era stato chiamato per parlare del caso della giovane che accusava di nonnismo i commilitoni per il rito del battesimo del volo, processo tuttora in corso a Latina che vede 8 sottufficiali accusati di violenza privata e lesioni personali. Nella trasmissione il generale, oltre a mettere in dubbio la veridicità delle immagini e foto presentate dalla Schiff, l'aveva anche definita petulante, omertosa, inosservante delle regole, frasi e situazioni che hanno portato a questa condanna per diffamazione. Adesso la sanità, apriamo la pagina della sanità. Ieri i sindaci dell'Ovest vicentino dissidenti, l'abbiamo raccontato nel nostro telegiornale di Vicenza, e che hanno disertato la conferenza dell'Ulsotto, sono stati convocati dalla Regione a Venezia. Tutti i dolori della sanità. Il campo di battaglia si sposta a Venezia. È qui a Palazzo Balbi che questa mattina vengono convocati i sindaci dissidenti dell'Ovest vicentino che hanno disertato la conferenza dell'Ulsotto. Eccoli puntuali che arrivano convocati dall'assessore regionale alla sanità. Insieme rappresentano 22 comuni e 180.000 abitanti. Portano le loro istanze, le loro ragioni che avevano già espresso molto chiaramente il 13 settembre. Quando è esplosa la protesta. Abbiamo deciso di non partecipare alla riunione indetta dall'ULS del Comitato Ovest dei Sindaci per ribadire la nostra contrarietà ad alcune decisioni, sia nel merito, come quella per esempio della sospensione del pronto soccorso di ortopedia il sabato e la domenica, ma soprattutto nel metodo, in quanto non è la prima volta che noi sindaci veniamo convocati e solo per essere informati di alcune decisioni già prese. Tagliano servizi e penalizzano il territorio e i nostri cittadini. Oltretutto sono attività e disposizioni che non sono neppure state comunicate o condivise con i sindaci, ci siamo trovati di punto in bianco. Non si calano dall'alto le decisioni del tagli dei servizi ai nostri cittadini, le decisioni vanno condivise e va trovata una soluzione qualsiasi sia
pur di evitare i tagli alla sanità pubblica. I sindaci non vogliono più essere esclusi dalle scelte che riguardano le loro comunità. Oggi le loro istanze sono state portate esattamente in questi termini a Palazzo Balbi. Siamo riusciti a far capire le criticità inerenti al nostro territorio e a focalizzare alla Regione appunto cosa chiediamo, cosa chiedono i nostri cittadini alla Regione e al servizio sanitario. Noi abbiamo chiesto appunto un occhio di riguardo sui servizi territoriali e anche un dialogo, di cercare di migliorare il dialogo con il nostro interlocutore principale, che è appunto la Direzione Generale. Dall'incontro è emerso con chiarezza come la carenza di personale che affligge la sanità si riversi sulle difficoltà a erogare servizi. La Regione farà degli approfondimenti con l'Ulsotto per capire la situazione dell'Ovest vicentino. Abbiamo avuto rassicurazioni che non c'è nessuna intenzione da parte della Regione di andare verso questo senso, ma anzi di cercare di aumentare i servizi territoriali e quindi che non c'è nessuna intenzione di creare cittadini di serie B e cittadini di serie A. Tutti felici e contenti? Beh, nemmeno per sogno. I primi cittadini dell'Ovest vicentino, per tornare a partecipare alla conferenza dei sindaci dell'Ulsotto, attendono segnali concreti, fatti e non parole. Fino ad allora continueranno a disertare. Insomma, oggi a Venezia non è scoppiata la pace. Carenza di personale che è anche tra gli infermieri e i nuovi corsi di laurea. È preoccupante il calo di iscritti. Per il sindacato Nursind è fondamentale offrire un miglioramento economico degli stipendi. Vicenza non si discosta dal Veneto, ovviamente. Il calo in Regione Veneto è del 26% rispetto alle iscrizioni ai posti disponibili. Uno dei tassi peggiori in Italia, la percentuale dei posti rimasti vuoti ai corsi di laurea in infermieristica in Veneto, un dato che assieme ai pensionamenti previsti metterà a dura prova la qualità dell'assistenza sanitaria fin qui garantita. L'ordine professionale ha certificato nell'ultima seduta 16 uscite fra pensionamenti e trasferimenti e un'entrata. Questo rende la dimensione del fenomeno che noi andremo a affrontare nei prossimi anni. Fondamentale sarà l'appetibilità del posto di lavoro offerto ai neolaureati. Sicuramente sulla qualità della vita difficile, voglio dire, intervenire, è un lavoro che chiede la presenza 24 ore su 24, si deve almeno intervenire sulla parte economica. Noi non possiamo continuare come enti pubblici a formare e a spendere risorse per formare questi professionisti, di cui poi in ordine sparso se ne approfitta il privato e se ne approfitta l'estero. Una risposta in questo senso è stata data con il recente rinnovo del contratto nazionale di categoria che guarda al futuro. Il quadro principale lo fa il contratto collettivo nazionale, poi bisogna avere la capacità, come dire, di mettere a terra il contratto. Devo dire che l'Ulsotto Berica, penso sia la prima in Veneto, è riuscita a metterlo veramente a terra questo contratto, a renderlo operativo e quindi dare un'appetibilità agli infermieri che sono già in servizio, che vedono uno sviluppo di carriera. Devo dire che è stato fatto un grande lavoro da parte del direttore del personale, dottor Leopoldo Ciato, che poi si è trasferito a Rovigo a fare il direttore amministrativo e insieme alle organizzazioni sindacali ha lasciato un'eredità importante a questa azienda. In prospettiva dunque una situazione delicata, potenzialmente esplosiva se non adeguatamente governata. Al sindacato sorge spontanea una domanda. Il tempo delle chiacchiere è letteralmente finito, anche quello della programmazione sbagliata, e penso che sia ora delle risorse economiche. La domanda mi faccio se la politica ha fatto veramente tutto quello che era in suo possesso per evitare questo fenomeno. Una sanità che è impegnata anche in questi giorni, in queste settimane, nei prossimi mesi con la vaccinazione contro l'influenza, e quando saranno disponibili le prime dose potrà essere eseguita in contemporanea con il richiamo dei vaccini contro il Covid. Nel Padovano si parte lunedì prossimo, già consegnate ai medici di base e pediatri 150.000 dosi. Le consegne sono state effettuate in questi giorni. I medici di medicina generale e pediatri hanno già a disposizione 153.000 dosi di vaccino contro l'influenza pronte alle somministrazioni a partire da lunedì.
Ritorna la campagna dell'ULSS 6 rivolta in particolare ai pazienti fragili, over 65 e bambini in età prescolare, che a breve, non appena i vaccini saranno a disposizione, potrà essere fatta in contemporanea con quella contro il Covid-19. La vaccinazione è uno dei metodi di cura, diciamo, più efficaci che appunto la medicina ha oggi, tenendo conto anche dell'antibiotico resistenza e di tutto quello che appunto può succedere a seguito appunto di patologie che appunto vengono acquisite. Quindi l'invito è un invito appunto accorato da questo punto di vista. Ricordo che si tratta di richiami, anche il richiamo appunto del Covid è un richiamo, non è una quinta dose, una sesta dose, perché ormai appunto è endemico. Nessuna controindicazione alla somministrazione in contemporanea dei 2 vaccini, ribadiscono le autorità sanitarie. Non fa male farne 2, anzi tende appunto a suscitare maggiormente appunto l'immunità. Verranno fatti ovviamente quando ci sarà questa disponibilità nelle prossime settimane anche del vaccino Covid, e anche andremo comunque a favorire in maniera diciamo molto convinta e intensa la medicina generale e i pediatri di libera scelta. Massima l'attenzione alla leggera risalita dei contagi da Covid, 119 casi su 100.000 abitanti a Padova, in particolare nelle case di riposo, dove non si registra la presenza di focolai. Le positività sono molto calate, tuttavia stiamo vedendo una piccola ricrescita di casi meno gravi. Abbiamo in questo momento nei nostri 4 ospedali dell'azienda ULSS Euganea 39 ricoveri per Covid e 2 ricoveri in terapia intensiva. E ci sono in questo momento 2 scuole di pensiero rispetto all'evoluzione della stagione invernale. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta con Focus TG. Di nuovo in diretta con Focus TG. La politica: potrebbe essere che Zaia scelga di andare in Europa. La Lega avrebbe tutto l'interesse a candidarlo come capolista. A dirlo, guardando le elezioni europee 2024, è il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che parla anche del suo futuro. Io, se avessi la possibilità di tornare in Veneto a Verona, ci torno domani mattina. In Veneto e a Verona però ha detto. In Veneto a Verona, perché dovrà essere Forza Italia a decidere, perché appunto sono sempre stato uomo di partito anche in un partito diverso, e quindi sarà Forza Italia a dire cosa dovrà fare Flavio Tosi, che sia in Veneto che sia a Verona. Tornare in regione, meglio ancora nella sua città dove è stato sindaco per un decennio, sembra questo l'obiettivo politico e personale di Flavio Tosi, oggi deputato e numero 1 di Forza Italia in Veneto, incalzato dal vice direttore Avarino Aringa. Il coordinatore degli azzurri gioca a carte scoperte anche su una sua eventuale candidatura alle europee del 2024. Se fosse, quindi appunto può essere che sì, può essere che no, se fosse sarebbe una candidatura di servizio, cioè non una candidatura per andare in Europa, perché appunto mi sono già dimesso una volta. Potrebbe essere una candidatura come feci identico di quella volta con la Lega nel 2014, identico a quella volta, dai una mano al partito a crescere. Una candidatura non di servizio ma effettiva potrebbe invece essere quella di Luca Zaia, dice sempre Tosi, guardando di fatto alle mosse della Lega. Se candida capolista Luca Zaia nel nord-est, insomma, Luca Zaia aiuterebbe molto la Lega a limitare i danni. Ma ripeto, la sua potrebbe essere una candidatura assolutamente vera, perché appunto finendo fra poco il ultimo mandato in regione, è anche plausibile che scelga di andare in Europa. Un ragionamento ad alta voce che dà per scontato un passaggio, ovvero che resti il limite del terzo mandato consecutivo per i presidenti di regione. Nel dubbio, Forza Italia continua a ingrossare le sue file con nuovi ingressi che in Veneto stanno creando diversi mal di pancia interni. Tosi stesso non li nega con uno spunto autobiografico. Io grande rispetto dell'uomo di partito per chi è da 30 anni iscritto, ma per chi lo è davvero e chi lo è rimasto sempre iscritto continuativamente, e per quelle persone proprio il massimo rispetto, ma questo non vuol dire che non può entrare, non deve entrare qualcun altro che ha gli stessi valori, che ha del consenso sul territorio e aiuta Forza Italia a crescere, perché Flavio Tosi è l'esempio.
La politica che è chiamata molte volte a dare risposte anche molto concreti su temi molto importanti. Uno di questi è il tema del fine vita. C'è una battaglia che viene rilanciata oggi da Stefano Geller. Siamo a Cassola in collegamento in diretta la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto benissimo, è un appello forte che viene lanciato alla politica regionale nello specifico perché questa proposta di legge sul fine vita diventi una realtà. Mi trovo assieme, oltre a Stefano Geller, anche a Diego Silvestri del comitato promotore di questa proposta di legge a livello regionale. Un appello che si fa dopo aver tra l'altro coinvolto, annunciato, comunicato le cose al Consiglio regionale, da cui però ancora non avete avuto una risposta. Quindi voi chiedete risposte immediate al Consiglio regionale. Noi chiediamo, sì esattamente, noi chiediamo di conoscere la discussione in commissione consigliare e successivamente in aula. Abbiamo dato la nostra disponibilità più di una volta e con me Stefano Geller proprio per conoscere la situazione, la realtà delle persone che chiedono di poter accedere al suicidio medicamente assistito. È un diritto e secondo noi la politica deve piegarsi a questa realtà. C'è una sentenza che parla chiaro e non è in discussione quello che c'è scritto in questa sentenza. Noi chiediamo che ci sia una procedura netta, sicura, con dei tempi certi, gratuita per le persone che come Stefano hanno chiesto di poter gestire la propria morte come vogliono. Oggi ci sono 100 giorni di silenzio, voi avete proprio detto 100 giorni di totale blocco. Allora, i tempi sono questi, per il momento siamo stati buoni, abbiamo depositato le firme oltre 9.000 il 30 di giugno, aspettiamo una risposta entro venerdì prossimo, dopodiché cominceremo a muoverci in maniera diversa, ci faremo sentire in maniera più rumorosa. Lo vogliono i cittadini veneti, lo vogliono i sottoscrittori, le vogliono le persone come Stefano che fanno richiesta e di questo vivono. Venerdì c'è questo termine che vi siete posti, cosa sarete pronti a fare? Allora, non lo sappiamo ancora, abbiamo solo delle idee, dipenderà dal tipo di risposta. Siamo veramente un po' addolorati di questo perché la richiesta veniva proprio dalla riunione fatta con i capigruppo, cioè sapere che ci sono dei politici in regione che non sono a conoscenza perfetta della situazione e quindi noi avevamo dato la nostra disponibilità per poter approfondire il tema, per rispondere a delle domande, per sciogliere qualche dubbio. Adesso sapere che è passato così tanto tempo e qualcuno parla di concetti generali e non parla nella pratica della nostra proposta, perché di questo noi vorremmo parlare esattamente dei nostri articoli di legge. Anche perché dite sono 5 gli articoli, non sono 2000. Gli articoli sono molto semplici e la maggior parte della procedura è quella presente nella sentenza 242, quindi quella è la procedura ed è la procedura che ha attuato l'USL Pedemontana di Bassano per la domanda di Stefano Geller. La procedura è quella esattamente. Noi aggiungiamo i tempi devono essere ovviamente più ristretti. Con Stefano il tempo trascorso è stato 3 mesi e mezzo, noi chiediamo nella nostra proposta che il tempo sia 20 giorni, dalla prima domanda, dalla data dell'istanza fino alla risposta dell'USL devono passare 20 giorni e poi 1 settimana per poter attuare la prestazione qualora l'interessato lo richieda. Ecco, voi dite basta nascondersi dietro un dito, anche perché tra l'altro quello che è emerso anche durante la conferenza è che se il Veneto attuasse, mettesse nero su bianco, partendo proprio da un dialogo con voi, questa proposta di legge sarebbe davvero un faro per l'intera nazione. Sì. Il Veneto, come dire, sarebbe bello, me lo auguro, sono veneto anch'io, me lo auguro che sia la prima regione che può attuare una semplice procedura. Ci sono moltissime altre regioni che stanno raccogliendo le firme, ci stanno muovendo, sono 14 le regioni che attualmente si sono impegnate e la proposta di legge è uguale in tutte le regioni, quindi siamo di fronte a qualcosa che
dovrà prendere un piede nazionale, dovrà prendere una impostazione nazionale. Se la Regione Veneto fosse la prima, noi siamo i primi a applaudirla. Stefano Geller, 1 anno e 1 giorno è trascorso da quando l'ULSET ha dato l'autorizzazione alla richiesta del fine vita. Che cosa è cambiato in questo anno? È cambiato che, avendo avuto questa risposta positiva, mi ha cambiato dentro, avendo più serenità e anche più voglia di andare avanti finché riterrò opportuno di farcela. Anche perché tante persone dicono che approvare questa legge di fine vita significhi dare un'autorizzazione alla morte, praticamente non è così, anzi forse è proprio un modo per garantire a se stessi, a chi ci sta attorno, a chi ci ama, una vita migliore. Sì, non è quello della morte, è poter avere una serenità e avere la libertà di farlo quando si riterrà opportuno. Certo. Cosa sei pronto a fare? Sono pronto anch'io a fare sciopero della fame e andare davanti alla Regione del Veneto, al palazzo, e protestare perché venga attuata questa legge. E voglio invitare i consiglieri regionali che hanno dei dubbi o sono contrari a venire a casa mia per confrontarmi con loro. Insomma, Nicola, hai sentito, c'è un appello forte che viene lanciato alla politica, un appello che tra l'altro a fare una delle cose più semplici, ovvero confrontarsi, ovvero parlare, per poter dare e ridare dignità a tutte queste persone che sono in forte sofferenza. Io ricedo la linea allo studio. Grazie davvero a Vanessa Banzato, grazie soprattutto a Stefano Geller per la sua forza, è una battaglia che va avanti e deve andare avanti. Dicevamo la politica, abbiamo visto la politica regionale, c'è anche la politica cittadina e nel prossimo servizio con Luigi D'Agro parliamo della politica bassanese, la crisi dei partiti, Lega e Fratelli d'Italia divisi che rischiano. Un'analisi spietata, senza fronzoli alla politica italiana da parte di chi ha vissuto da protagonista gli anni d'oro della democrazia cristiana. Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della funzione pubblica e del bilancio, sarà ospite sabato pomeriggio della libreria Palazzo Roberti per fare il controcanto alla storia ufficiale dell'Italia. Chi conosce bene Paolo Cirino Pomicino è Luigi D'Agro, altro esponente di spessore della DC, vice capogruppo dell'UDC alla Camera e, così si vocifera, prossimo candidato a sindaco di Bassano con Italia Viva. D'Agro presenta così l'incontro in libreria. Una prima Repubblica rivisitata con gli occhi del dopo, con una quindi vocazione di non nostalgia. Storia e politica, due mondi che insegnano e si ripetono cambiando i tempi, ma non il tempo, che resta fisso sul presente per costruire il futuro. E a tal proposito, qual è, secondo D'Agro, il racconto del presente di Bassano e della sua classe politica? Partendo dalla considerazione che in vista delle prossime amministrative sembra configurarsi una tendenza al voto alla persona e non al partito. Che i partiti spariscano dalla competizione locale è un segno di debolezza. Credo che invece i territori, proprio in questo tempo, devono riorganizzarsi per competere e nella competizione ci vuole la politica. Sulla corsa uniti o spaccati di Lega e Fratelli d'Italia a Bassano, l'analisi è pragmatica. La competizione all'interno del centrodestra fra Lega e Fratelli d'Italia potrebbe diventare anche lì una lacerazione a Bassano, così come lo è stato a Vicenza.
E quindi il centrodestra dovrà fare i conti sul candidato che in qualche misura mette insieme una competizione moderata fra le due componenti. Così come è netta la valutazione che D'Agrò fa all'attuale situazione politica della città. Politicamente la vedo fiacca, stanca e soprattutto dimessa. E sul suo futuro la Chiosa lascia aperte tutte le possibili interpretazioni. C'è in ballo una mescita e bisogna vedere che vino migliore esce. Adesso andiamo a Padova, cambiamo argomento, parliamo di sport. Ieri sono state rivelate le tappe del percorso del Giro d'Italia 2024 e come sapete il Giro d'Italia avrà un importante sapore veneto e soprattutto avrà un sapore padovano, il ritorno del Giro proprio in città. Dopo 24 anni ci troviamo in diretta con Valentina Visentin proprio per parlare di questo. Valentina, un gradito ritorno del Giro d'Italia a Padova. È proprio così e io mi trovo in Prato della Valle perché è qui che è previsto l'arrivo nel cuore della città, questo arrivo di tappa. L'arrivo di tappa mancava a Padova da 24 anni mentre c'era stata una partenza nel 2009, una notizia che è stata accolta con grande gioia da tutta la città perché ovviamente il passaggio, l'arrivo del Giro d'Italia qui a Padova rappresenta non solo un appuntamento importantissimo per lo sport ma anche un grande ritorno economico per tutta la città che si preparerà a questo appuntamento con tutta una serie di eventi. Ma io non sono una grande esperta di ciclismo, quindi per spiegarvi al meglio come sarà questa tappa, la tappa che vedremo qui arrivare qui a Padova, c'è con me il collega giornalista Andrea Pistore che ci racconta nel dettaglio cosa ci aspettiamo da questo 23 maggio così tanto atteso. Allora la tappa mi pare sia la numero 18, una tappa sulla carta dedicata ai velocisti, quindi una frazione abbastanza piatta anche se è stata contraddistinta a 2 stelline perché all'inizio si parte dal Trentino, da Fiera di Primiero, subito viene fatto un Gran Premio della Montagna di 4ª categoria alla Mon e poi una lunga discesa verso Padova che attraverserà le zone delle colline del Prosecco, Valdobbiadene mi sembra, poi Treviso, la zona di Milano, la Riviera del Brenta con arrivo qua in città, dovrebbe essere un arrivo dalla parte del Piovese, quindi via Facciolati e l'ultima parte una curva a circa 500 metri dal traguardo che dovrebbe essere qui in Prato della Valle, invertito rispetto al 2000 quando è arrivato l'ultima volta il Giro qui. Frazione quindi sulla carta dedicata ai velocisti, è l'ultima settimana del Giro, quindi come sempre può succedere di tutto. Noi abbiamo dei preferiti, delle speranze, dei sogni. Chi potrebbero essere i protagonisti? Allora, da padovani penso che la speranza di tutti sia che Alberto Dainese, che è di Abano Terme, possa trionfare. Lui è uno sprinter che tiene bene in salita, arriva di solito in forma l'ultima settimana, ha vinto l'anno scorso a Caorle appunto l'ultimo sprint, ha vinto quest'anno alla Vuelta un poco più di un mese fa l'ultimo sprint e potrebbe essere uno dei favoriti per l'ultimo arrivo qua a Padova. Tra l'altro vincere un padovano che vince in città sarebbe abbastanza storico. Adesso c'è anche Filippo Ganna che ultimamente si è cimentato sugli sprint, lui è il nostro uomo di punta della nazionale e se fosse vero che viene Wout van Aert, che è uno dei più forti interpreti di diverse discipline, ha vinto tappe al Tour de France, lui ha detto che vuole venire al Giro d'Italia, diciamo che sarebbe un bello spettacolo per le migliaia di tifosi che di sicuro verranno qui in Prato della Valle. E infatti le previsioni parlano anche di 40.000, 45.000 persone qui in Prato della Valle ad attendere questo arrivo di tappa. Grande soddisfazione per questa notizia è stata espressa ovviamente ieri dal sindaco della città Sergio Giordani, che l'ha definito un lavoro di squadra e una tappa veramente anche importante, il gioco di parole, una tappa importante per la città. Entusiasmo è stato espresso anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, più in generale per tutti i passaggi che vedono coinvolti il Veneto, che ancora una volta è protagonista del Giro d'Italia. Il più felice di tutti, l'assessore allo sport di Padova Diego Bonavina, che ieri è andato a Trento proprio per seguire in diretta l'annuncio delle diverse tappe e ci ha raccontato com'è andata. Io vi lascio le parole di Diego Bonavina e restituisco la linea allo studio.
è frutto di un lavoro incredibile e adesso è un risultato per me straordinario, per la città, per il Veneto, per il nostro territorio. Non devo dimenticare che in questo percorso una mano importantissima ce l'ha data Luca Zaia, che vogliamo ringraziare sicuramente perché ha avallato questa richiesta che noi abbiamo portato avanti da qualche anno. Sarà un periodo, perché se parliamo di una giornata veramente parliamo di qualcosa di molto riduttivo, perché qua bisogna avere un'organizzazione importante alle spalle, c'è stata per arrivare alla candidatura e adesso all'assegnazione. Certamente adesso ci sarà un lavoro incredibile, perché io mi immagino veramente una festa, ripeto, non di Padova, ma una festa di tutto il Veneto, perché questa è una terra in cui il ciclismo è amato tantissimo, c'è grande seguito, insomma sono veramente soddisfatto da questo punto di vista. In più c'è un risvolto anche importante dal punto di vista economico, perché insomma abbiamo, prima della presentazione della tappa c'è stata la presentazione di un report fatto da Banca Ifis, il primo di questo tenore. Insomma parliamo di un giro economico di 2 miliardi di euro per tutto il Giro d'Italia, 600 milioni di euro immediati, cioè i turisti che vengono chiaramente non a Padova ma in tutte le tappe del Giro d'Italia e spendono, quindi quello sono 600 milioni divisi tra tutte le tappe che rientrano, diciamo, come indotto nella nostra città. E poi ci sono 1 miliardo e 400 milioni fatto da giro economico negli anni successivi, con i turisti che, vedendo la diretta, dividendo i posti in cui si arriva al Giro d'Italia, c'è un incremento turistico che è quantificato con un incremento economico di 1 miliardo e 400 milioni. Numeri davvero importanti. Pochi istanti di pubblicità, poi l'ultima parte di Focus TG. Di nuovo in diretta Focus TG, inaugurata ieri sera a Longarone la mostra fotografica Testimoni del Tempo. Da una parte le foto storiche del Vajont scattate da Beppi Zanfron, dall'altra le immagini di Nicoletta Valla, fotografa dell'alluvione in Emilia-Romagna. L'esposizione al Centro Culturale Parri è promossa da Assostampa Belluna, dal Sindacato Giornalisti, con il patrocinio di Comune Proloco e Fondazione Vajont. A parlare è Luca Zanfron, fotografo e figlio di Beppi, e la stessa Nicoletta Valla. Questo parallelismo della mostra di papà riguardo al 60° del Vajont, dove è stato anche affiancata una mostra di fotografie di Nicoletta Valla, che da Faenza ha fatto un reportage su quello che è stato l'alluvione. Ci sono dei parallelismi riguardo a quello che può essere anche l'effetto di questi eventi climatici, ma anche un parallelismo su quello che è il coinvolgimento delle persone che vanno ad aiutare a salvare, e anche, secondo me, il volto delle persone che vengono colpite da questi drammi. Sono contento di aver conosciuto una ragazza che prosegue questo lavoro, e un po' mi ci rivedo un po' quando ero piccolo anch'io. Lei ha detto che ha avuto una macchina fotografica dal papà, e quasi mi sono un po' rivisto, perché in realtà ritrovarsi una macchina fotografica in mano è un segnale, no? Magari lei non ha avuto un papà fotografo, però ha avuto questa passione di continuare, di documentare. È stata molto brava, ha detto che ha scattato tanto. Già il dire scattare tanto è un buon segnale, perché mio papà mi diceva: se puoi scattane di più piuttosto che scattarne meno. Riguardando le foto anche di Beppi ho rivisto tantissimo Faenza e il fango di Faenza, un colore unico che è quello del marrone, appunto del fango, che Faenza ne è stata ricoperta per settimane, e appunto attraverso le foto anche in bianco e nero passa il monotono che è stata Longarone per tanto tempo. Questo mi ha riportato a casa, anche da lontano, anche qua sono tornata a casa, sono tornata mesi fa da quello che ho vissuto. Questo sicuramente ci accomuna e ci avvicina tanto.
Non solo Riese e Pio X, parliamo di Papa Sarto, delle spoglie mortali che sono ancora a Riese, lo saranno fino a domani, poi il passaggio a Padova e poi a Venezia. E quindi prende forma il programma della peregrinazio a Venezia, arriverà mercoledì prossimo per poi ripartire da Marghera domenica 22. L'urna con le spoglie mortali di Papa San Pio X giungeranno nella notte tra domenica e lunedì dalla città natale Riese Pio X per raggiungere il centro della Basilica Cattedrale di Padova, dove potranno essere venerate. Lunedì e martedì prossimi la chiesa di Padova ospiterà le reliquie del Papa che tornano in Veneto per la prima volta in una peregrinazio che sta toccando le diocesi che hanno segnato la sua vita e il suo ministero, prima Treviso e dopo Padova-Venezia. A Padova Giuseppe Melchiorre Sarto, figlio di una famiglia di umilissime origini, visse durante gli anni della sua formazione nel seminario vescovile. Il contributo che abbiamo potuto dare, anche se allora non sapevamo per che cosa serviva, era proprio quello di contribuire alla sua formazione culturale, intellettuale, teologica, spirituale e pastorale, nel senso che è cresciuto qui e qui a Padova ha potuto condividere sensibilità e attenzioni che poi penso abbiano arricchito Papa Pio X per tutta la sua vita. Numerosi gli oggetti appartenuti al giovane Pio X conservati nella biblioteca del seminario, dalle sue pagelle al breviario personale che usò negli ultimi anni della vita, alle lettere conservate nel fondo Pio X. Per i devoti che vorranno recarsi in Duomo sarà allestito un percorso che partirà dall'altare dedicato a San Pio X per giungere al centro della basilica dove sarà collocata l'urna. 120 anni fa l'elezione al soglio pontificio di Giuseppe Melchiorre Sarto, un papa popolare che amava il popolo di Dio e che incise profondamente nella vita interna della Chiesa. Lunedì e martedì mattina alle 7:30 la Santa Messa seguita dalle lodi. Lunedì sera alle 19 l'Eucaristia sarà celebrata dal Vescovo Claudio Cipolla. Martedì alle 18 i Vespri, che concluderanno la peregrinazio, durante i quali salirà un'accorata preghiera per la pace in Terra Santa. E di qui poi, come dicevamo, andrà a Venezia dove resterà fino a domenica 22. È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.